Consiglio delle autonomie locali ha approvato il codice regionale del commercio e del turismo che si presenta come una sorta di testo unico per il settore del terziario. Grande la soddisfazione dell'assessore regionale Sergio Emidio Bini. Il primo proprio è la semplificazione, rispondendo un po' a quelle che sono le richieste di chi fa impresa. Oggi scherzosamente abbiamo voluto rappresentare, ci siamo presentati proprio al CAL con la pila di carta che come dire, di fatto oggi contiene le norme, le leggi, i regolamenti, alta così, e ci siamo presentati e abbiamo messo vicino ciò che sarà alta così. Tra i punti salienti la possibilità per tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia di introdurre la tassa di soggiorno, prima limitata alle città prettamente turistiche. Bini puntualizza anche che ci sarà ancora pugno duro sui furbi che sfruttano i grandi eventi per alzare i prezzi. Abbiamo cambiato la tassa di soggiorno, anche questa va detta, che è importante, è una tassa comunale, come tale va gestita, quindi daremo maggior libertà ai comuni se applicarla o non applicarla e soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo della stessa ci saranno meno vincoli. Approfittarsi nell'alzare gli affitti, i prezzi in occasione di grandi eventi mi sembra quanto mai poco serio, ma insomma è vero, libertà di mercato da parte di chi fa impresa, libertà di mercato da parte della regione che può decidere chi sostenere e chi non sostenere, e quelli che fanno i furbetti a mio avviso non vanno sostenuti da un Si valuterà come procedere da questo punto di vista? cioè, in maniera molto chiara, semplicemente non gli si danno più contributi pubblici. Sulla questione è intervenuto ai nostri microfoni anche il vice sindaco di Udine, Alessandro Venanzi. Sull'imposta di soggiorno la Regione in realtà estende a tutti i comuni, prima li vincolava alle città turistiche, inizialmente a quelle città che avevano un certo numero di abitanti, ora estende la possibilità di istituirla a tutti, ma è una imposta di scopo e come tale un'imposta comunale, ma che ha un grande vantaggio perché non prende soldi nelle tasche dei cittadini, ma prende i soldini per investire sullo sviluppo turistico delle nostre comunità e della nostra città, in questo caso li prende dai turisti che arrivano. Abbiamo visto che da gennaio a luglio c'è stato, questi sono i dati che ha dato proprio la giunta regionale recentemente, Udine è cresciuta dell'11,5% rispetto all'anno precedente, non è considerata ancora la Supercoppa che si è svolta ad agosto e quindi è bene immaginare questo tipo di ragionamenti.